applauso per gli organizzatori. Grazie. Tanto dovrei domandarvi i danni. Cioè, questo è un processo di invecchiamento da paura. Perché mi permesso prima di mostrare queste robe? No, a parte le battute, sono passati tanti anni e volevo ringraziarvi di cuore. Svelo subito, cioè non è un atto di scortesia del fatto che io poi vada via. Il problema è che c'è stato un piccolo incidente di percorso e io non dovevo essere qua. Siccome gli organizzatori hanno messo il mio nome, ho detto, trovo corretto comunque farvi vedere almeno il giro del palo e quindi non tutto il male viene per nuocere. Saluto il segretario Stefani, il segretario Coi, Beppi Maset, che era qua prima, eccolo qua il sindaco, un applauso al sindaco. Vorrei ricordarvi che qualche anno fa non era una roba normale avere un sindaco, adesso siamo pieni di sindaci, quindi io quando vedo un sindaco dico sempre, penso a quelli che hanno tanto lavorato per avere meno uno e va applaudito, diciamo, chi ha fatto tutto questo lavoro che fa dopo, perché se siamo qua. Adesso, no, non è piaggeria, Paolo, non è piaggeria. Io in questa sala ci sono venuto quando ci ritrovavamo senza sindaco, eravamo ospiti e se era il Iese, 12, 15. Quindi se non ci fosse stato chi ci credeva, io sicuramente sono una trentina d'anni in Solilega, Paolo che è stato fondatore, visionario, perché poi sapete, tutti mi chiedono, ma come, adesso la domanda Paolo chi fa sempre, ma tu come sei entrato in Lega? Io ho detto semplicemente, non c'era nessuno che voleva mettersi in lista perché si vergognavano. Questa è la storia della Lega. Siamo i primi anni 90 e nonostante fosse il 1993 si vergognavano, o meglio votavano ma si vergognavano. Cioè noi dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo e la Lega nasce per l'autonomia del Veneto, non c'è altro nel programma, che sia chiaro, della Lega Veneto. Allora, qual è il merito che la Lega Veneta ha avuto? Io potrei dirvi, eccolo qua, il merito che ha avuto la Lega Veneta è quello di aver fatto fare un cambiamento culturale a questo popolo. E il merito che abbiamo avuto noi amministrazioni, e dico della regione, a volte mi chiedono, ma quali sono i risultati dopo tutti questi anni? Io potrei stare qui a fare la lista, non so, le Olimpiadi, la Pedemontana, mi raccomando usarla la Pedemontana. Che non venga a sentire che c'è altre strade. La Pedemontana, gli ospedali, la sanità, tutto quello che volete, però alla fine io dico il rispetto che ci siamo guadagnati come veneti. Guardate, quando io ho preso in mano sta regione non funzionava così, cioè l'opinione del Veneto contava quella della Lombardia, tanto per capirci, ma non quella del Veneto. Oggi il Veneto chiude, diciamo, tavoli a rispetto, un rispetto che ci siamo guadagnati noi veneti, è un fatto di rispettabilità. Io penso che possiamo dire con orgoglio che non è, a volte trovo qualche leghista, no? Dice, ma va, qua non cambia niente, ma su, ma su. Sentite, io penso invece che non abbiamo buttato via tutti questi anni, perché abbiamo raggiunto questo grande obiettivo. Non siamo più periferia dell'impero. Aprite i giornali, guardate la TV, quando si parla di politica del territorio c'è sempre in mezzo alle palle il Veneto, le questioni che pone il Veneto. Insomma, è inutile che qualche anno fa mi spiegava come funziona in Catalogna. Probabilmente da Catalogna bisogna vedere come funziona in Veneto. Adesso. Allora, però non bisogna dimenticare. Allora, se noi oggi abbiamo l'autonomia c'è solo un merito, quello dei Veneti. 2.328.000 veneti, il 22 ottobre 2017 sono andati a votare. Anche qui, purtroppo, Bernacchi diceva che l'uomo non ha memoria storica. Noi siamo abituati a dire quanto caldo mai come sto anno, quanta piove mai come sto anno. Non abbiamo la capacità, come si dice, di cristallizzare la situazione. Ve la faccio cristallizzare io subito. Cos'era quel 22 ottobre 2017? Se andaste a vedere le previsioni, o meglio il metodo di quel giorno, ricordereste che c'era un sacco di pioggia per tutto il giorno. I nostri oppositori facevano festa vedendo il meteo già i giorni prima, perché era veramente tanta pioggia.
ed è stato commovente vedere i veneti in fila sotto la pioggia fuori dai seggi. Io ce le ho le foto della gente in carrozzina, di disabili che si sono messi, e noi abbiamo il diritto di rispettare questa volontà, anche se qualcun altro a Roma fino ad oggi non l'ha mai rispettata. Perché nasce l'autonomia? Perché noi negli ultimi 30 anni abbiamo tentato 3 volte in Veneto di fare il referendum. Perché siccome noi veneti non amiamo le scorciatoie, abbiamo da subito pensato che una roba seria la si fa con una legge referendaria. Vorrei ricordarvi che ancora oggi noi siamo l'unica regione in Italia che ha fatto una legge referendaria per indire un referendum, che non è una roba proprio da poco. Fare una legge vuol dire assumersi la responsabilità, cioè quando chiunque controllerà la Gazzetta Ufficiale, le leggi, il BUR, le leggi ufficiali del Veneto, troverà la legge referendaria. Noi l'abbiamo fatta nel 2014 per la terza volta, giugno 2014, e in quel giugno noi abbiamo fatto questa legge, e giustamente anche qui la memoria, il governo di sinistra, allora governava Renzi, ma qui che c'era Coiu, qui che oggi ne fa lezione di autonomia e sono ancora in giro per il Parlamento. A proposito, leggo sempre più spesso che i governatori creano centri di potere dopo 2 legislature e semisindaci. Qualcun altro può stare una vita anche a livello estremo e non crea nessun problema. Allora, a parte questo, vi ricordo che non appena la nostra legge è uscita dal Consiglio regionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Veneto, che si chiama BUR, il governo ce l'ha impugnata. Cioè il governo ha detto non è giusto che i veneti vadano al referendum. Uno dice vabbè, chi scriverà la storia ha detto ma cosa che hai scritto su sta legge sti veneti? Sapete cosa avevamo scritto? Che i veneti erano chiamati a rispondere a un quesito. Vuoi che alla regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia? Non mi fanno rivoluzionare una domanda del genere. È come andare a domandare a uno, vuoi più bene alla mamma o non so, al vicino a casa? Però per il governo di sinistra questa era secessione. C'è stato un anno in Corte Costituzionale, da giugno 2014 a luglio 2015, un anno. Io ve le dico queste robe, vanno ricordate, perché quando li trovate in giro, quando vi dite queste 3 robe qua, cambia zona, ve lo dico me. E la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Cioè se noi siamo riusciti a celebrare il referendum è perché nel luglio 2015, dopo un anno di battaglie, a sorpresa la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi con una sentenza, ha detto sì, è giusto che i veneti vadano al referendum. Tanto è vero che la Corte nella sua sentenza scrive anche il quesito, quello che vi ho appena detto, no? Vuoi che la domanda da fare ai veneti. Succede che noi iniziamo subito a dire bene, faremo sto referendum, poi sono arrivate le elezioni del 2015 e io per correttezza ho evitato di politicizzare la mia campagna elettorale del 2015 con il referendum, quindi ho atteso che passasse la tornata elettorale e dopo la Lega, la Liga Veneta, Lega Nord, la Liga Veneta, comunque questo è il referendum della Liga Veneta, voglio ricordarvelo questo, ai veneti, no? Cioè, Liga Veneta. Ma guardate, io ormai posso fare come Paolo Gobbo, posso fare anche i cenni di storia perché tanto ormai Bossi diceva sempre una roba: se c'è una cosa certa nella Lega Nord è che c'è solo una regione che è identitaria, che è il Veneto. Lo diceva sempre. Quindi succede, adesso evito di dirvi il discorso, trovo il governo Gentiloni, poi passo, evito di dirvi che abbiamo fatto la preintesa su mia proposta, poi arriva il governo, cosa è arrivato dopo Gentiloni? Letta forse? No? Arriva Renzi al referendum, Gentiloni e poi Conte 1, Conte 2, vabbè insomma avevo fatto tutto il giro della sinistra italiana. Detto questo, succede che non si è mai mosso nulla, sempre grandi storie, sempre malautonomia, la secessione dei ricchi, malautonomia, minare l'unità nazionale, malautonomia non è nelle corde del governo, ma sempre non rispettando la volontà di 2.328.000 veneti. Vi ricordo che noi nel frattempo dovevamo andare a fare questo referendum, quindi arriviamo al referendum il 22, diciamo la data del 22 ottobre, ecco anche il sindaco di Treviso che salutiamo. Ciao Mario.
Prendete un posto qua. No, noi altri di sinistra Piave siamo ospitali, lo destra Piave. Vi ricordate che Piave aveva 1,5 chilometri di acqua quanto mai deve essere stato? Allora, no, a parte le battute, scusate. Dicevo, noi andiamo al referendum, diciamo che il referendum 22 ottobre 2017 e questi non è che se la mettono via davanti a un fatto democratico, cominciano a fare ricorsi a te, perché nessuno si ricorda niente. Ci vietano, fanno la roba più vergognosa, vomitevole che si potesse fare. Ci vietano di utilizzare la tessera elettorale perché pensano che i veneti, non pensavano, pensano che i veneti siano così all'occhi da non andare più a votare perché non c'era la tessera elettorale. E in quell'occasione io mi sono inventato la famosa ricevuta, no? Che è stato un autogol per loro da paura, perché la gente che se andava anche solo a portarsi a casa la ricevuta. In più, sempre per sta farsa, secondo loro, ci chiedono di pagare i militari i seggi. Una roba mai vista. Questa è la sinistra che ci ha governato. Allora tu puoi anche non essere d'accordo con il tuo avversario, pensare che l'autonomia non sia nelle tue corde, ma tu devi rispettare il popolo, perché 2.328.000 veneti sono andati a votare e tu li rispetti. Non fai di tutto per non farli andare a votare nonostante una sentenza della Corte. Fra parentesi, in quella Corte Costituzionale della sentenza c'era un signore che era giudice che si chiama Mattarella, il presidente Sergio Mattarella, il presidente Mattarella, e quella che è stata la ministro della giustizia, la Cartabia. Quindi loro fra l'altro fanno parte di quella Corte Costituzionale che ha emanato la sentenza tanto per orientarci un po'. Facciamo il referendum, anche qui una carrellata di perdita di tempo perché poi arrivano ovviamente il governo Conte 1, Conte 2, Draghi e tutto quello che sapete. Io devo dire che l'unico risultato che vedo è con questo governo, o anche noi abbiamo perso tempo, perché sul Conte 1 potevamo fare molto di più sull'autonomia, però lasciamo perdere un capitolo chiuso. Con questo governo accadono subito due cose fondamentali. Questo governo viene eletto a settembre 2022, a fine anno del 2022 questo governo in finanziaria inserisce già. Cioè, sapete l'uovo di Colombo? Si dice il Colombo, perché si dice l'uovo di Colombo? Perché tutti si chiedevano come potesse stare in piedi un uovo. E lui prende l'uovo solo, fa così, spingendo la parte della camera d'aria, fa base, no? Rompendo un po' il guscio. L'uovo di Colombo, sto governo cosa fa? Ovviamente su pensata dei leghisti nostri, di Calderoli, dice: avete detto per tutto sto tempo che non si può fare l'autonomia senza i livelli essenziali delle prestazioni. Cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni? Sono dire che dobbiamo garantire a tutti i cittadini il rispetto, diciamo, dei diritti civili e quindi che tutti abbiano gli stessi servizi. Quindi bisogna stabilire, non so, quanto costa, adesso faccio una banalità, quanto costa una siringa da nord a sud e te la devo garantire che tu riesca a comprartela, insomma i trasporti eccetera. Questo governo cosa fa? Dice: bene, avete problemi di livelli essenziali, li rendiamo obbligatori. Dopo 20 anni che se ne parla, questo governo li introduce obbligatoriamente. Dopo 3 mesi, a marzo 2023, sempre Calderoli presenta il famoso disegno di legge per l'autonomia, 11 articoli, che stabilisce i principi generali per andare a fare il contratto, l'intesa, come dice la Costituzione. Quindi noi ad oggi a che punto siamo? Siamo al punto che la maggioranza ha votato il provvedimento, cioè la legge, al Senato, è passata alla Camera, se non cambia la maggioranza verrà approvata anche la Camera, e dopo questa approvazione, che è una questione di qualche mese, non è di qualche anno, andremo direttamente a fare il contratto, cioè la Costituzione dice che l'autonomia si concretizza con la firma dell'intesa tra il governo e la singola regione. 3 robe dopo finito. Prima roba, io penso che sia fondamentale rispondere a una domanda. Tutti ci chiedono: ma quante materie chiederete? Scusate, nella Costituzione c'è scritto 23 materie, sono elencate, non è che uno dice 23 inventatele, sono anche i nomi e i cognomi delle materie. Voi siete mai andati al ristorante, trovate il menù e il cameriere vi dice: il menù non pro forma, avevano solo doppiati. C'è un menù e noi diremmo che chiediamo di poter applicare il menù. Dopodiché, siccome non ce la facciamo mangiare tutto, perché in quella sera
tutto il menù, non possiamo provare tra primi 3 secondi, faremo a rate, ma comunque noi vogliamo capire fino in fondo fino a che punto si può gestire l'autonomia. Dicono che l'autonomia è secessione dei ricchi. Questa qua è una monata che non sta né in cielo né in terra. L'autonomia oggi è sostanzialmente trasferire una competenza dallo Stato alla Regione e fare in modo che lo Stato dia alla Regione i soldi che spendeva per gestire quella competenza in quella Regione. Cosa abbiamo rubato? Qualcosa a qualcuno? Penso che se sta platea qua fosse boccia del quinta elementare o quarta, potremmo spiegargliela così. Evidentemente c'è qualcuno in giro per l'Italia che parliamo anche tanto e ha difficoltà a capire o non vuol capire. L'autonomia mina l'unità nazionale, altra accusa che ci fanno. Beh, sentite, il modello più figo di autonomia che c'è in Europa è quello tedesco, i Länder. Pensate fra l'altro che la Costituzione tedesca è stata scritta nelle stesse ore della Costituzione italiana. Siamo nel dopoguerra, la Costituzione italiana viene scritta, diciamo, si crea la Costituente, quindi viene presentata e entra in vigore il 1 gennaio del 48 e nelle stesse ore con le macerie fumanti di 2 paesi che perdono la guerra, l'Italia e la Germania, si scrivono la stessa Costituzione e autenticamente federaliste tutte e due. L'assurdo di tutta questa storia è che i padri costituenti che scrivono la Costituzione italiana la scrivono per avere un paese federalista. Cioè Einaudi, quando presenta la Costituzione, cosa dice nel 48? Ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che gli spetta. L'ho detta alla nausea sta frase, ma dà un'idea di cosa c'era in testa dei padri costituenti. Non ha detto Einaudi ad ognuno dovremmo dare il centralismo che gli spetta, ha detto l'autonomia che gli spetta, ma non poteva che essere così. Un'Italia devastata dalla guerra, piena di campanili, di identità, di popoli che parlavano la loro lingua locale, che non riuscivano neanche a capirsi tra di loro. Cosa gli vai a dire? Che fa un paese centralista, dirigista? No, devi valorizzare come ha fatto la Germania. Allora, se mina l'unità nazionale e l'autonomia, ci spieghino perché la Germania è percepita come una grande nazione. Non torna ai conti, no? Guardate, l'autonomia è centripeta, cioè aggrega i paesi. Il centralismo è centrifugo, li disgrega. Ma del resto, se ci pensate, noi siamo passati per una stagione nel 1996 secessionista. Ma perché nasce quella stagione? Perché l'eccessivo centralismo ha come risposta l'eccessivo secessionismo. E quindi se oggi noi produciamo un progetto autonomista e federalista è perché torna l'idea di essere nell'alveo della Costituzione. In tutto questo ragionamento io penso che avremo ancora strada da fare e la nostra forza non sono gli avvocati che abbiamo, con tutto rispetto, abbiamo bravissimi legali, non sono i consulenti, non sarà la delegazione trattante che ringrazio. Io ho messo in piedi una squadra che è paurosa su sta roba qua, ma è il popolo. Se noi non abbiamo il popolo dietro, l'autonomia qua non la metteremo mai a terra. E quando dico il popolo, io non ho bisogno di fare proseliti per votate di qua, votate di là. Ci sono partiti che credono all'autonomia e ci sono partiti che non hanno mai creduto all'autonomia. E allora io penso, lo dico a dei dirigenti del partito, qua siete in tanti, oltre ai cittadini presenti, che la nostra promozione è quella di dire ai venti che scelgano di votare per chi vogliono, ma votino per chi vuole l'autonomia veramente e ha il pedigree per dire che comunque noi si è lottato per l'autonomia. Questa è la vera sfida. L'autonomia non è morta, il nostro progetto è sempre più vivo, perché adesso quando arriverà la trattativa dovremo cominciare a metterla a terra. Prima un giornalista mi chiedeva, ma come sarà? Sarà che bisogna comportarsi bene, perché se tu non hai gestito bene l'autonomia, abbiamo previsto il tagliando. Io penso che sia giusto il tagliando, perché se uno non si merita l'autonomia gliela devi togliere l'autonomia, perché non può far danni con l'autonomia, ed è esattamente quello che abbiamo detto. E ricordate sempre con orgoglio che io ho inserito e ho voluto il quorum, lo dicevo di prima, il quorum in questo referendum. Siamo gli unici che hanno fatto il referendum con il quorum, e quella volta dissi se i 20 credono all'autonomia vanno a votare, se ho la cartellina attivo io. Cioè non esiste che qua va avanti che mi viene da ridere. E i 20 sono andati a votare. Quindi io penso che abbiamo l'obbligo di portare avanti questa partita, è una scelta di responsabilità e cambiare anche il paradigma di questo paese. Noi siamo in un paese che è medievale, che
che se va avanti così porterei i libri in tribunale, è inutile che facciamo finta di essere il gatto pardo, cioè dai, guardiamo in faccia la realtà. Se parlo con gli amministratori sappiamo quante difficoltà ci sono. È il paese più bello del mondo e noi siamo la regione più bella nel paese più bello del mondo ed è giusto dire che l'autonomia è la vera via di uscita, no? Ogni tanto si parla, ma quale sarà la soluzione, la mossa del cavallo per far rinascere questo paese? Un modello federalista, non c'è altro. Tutti i paesi federalisti non sono sfigati, Guardate dove vanno i nostri ragazzi se vanno con la fuga dei cervelli, non vanno nei paesi sfigati, vanno nei paesi dove c'è federalismo, c'è autonomia. L'autonomia accorcia le catene decisionali, l'autonomia permette al cittadino di valutare l'operato. Pensate, se vi lamentate della sanità, voi quando mai citate il ministro della sanità? Mai? Perché sapete che è colpa mia se non funziona, giusto? È così, perché lì c'è l'autonomia. Io trovo immorale che ci siano cittadini in giro per l'Italia che debbano fare le valigie per andare a curarsi fuori regione e i loro governatori predicano il centralismo e non l'autonomia. Io penso che sia fondamentale dar modo a tutti i cittadini di avere gli stessi servizi. Quindi per assurdo, e ho chiuso, noi che dovremmo essere i secessionisti, localisti, rozzi, tutto quello, siamo quelli che difendono anche le partite di coloro che oggi hanno difficoltà e che altri ignorano. Perché l'autonomia, vedrete, è un nuovo rinascimento per questo paese. Io ne sono veramente convinto. Ci vorranno anni perché entri a regime, perché faccia un salto culturale tutta la popolazione in giro per il paese. Ma vedrete che quando sarà a regime sarà un'altra storia e non questo schifo che abbiamo oggi. Io lo definisco uno schifo perché è un paese che non ha più un controllo di gestione, un paese dove Caino viene trattato come Abele, non funziona. Grazie. E scusatemi, ma mi devo veramente scusare, devo andare a Portogallo.